La magia del Natale a Casalserugo, una magia che sta nel donarsi agli altri, inteso come valori, come relazioni. Sì, è questo proprio il messaggio fondamentale che viene trasmesso, che non riguarda solo Casalserugo, anzi parte da Casalserugo, ma poi si espande in tutta la regione del Veneto e non solo, ed è il messaggio che vuole dare la Signora del Natale, questa figura femminile. Noi pensiamo sempre a Babbo Natale, immagine maschile, però ci può essere anche appunto una figura femminile che cerca di trasmettere attraverso il dono il messaggio della condivisione e soprattutto della relazione. Il fatto di valorizzare le relazioni, di capire l'importanza delle relazioni, il calore delle relazioni, e lo fa attraverso La Signora del Natale dei racconti, dove protagonista c'è Isabel, una renna che trasmette ai bambini una serie di ideali e valori che diventano fondamentali per apprezzare il vero succo, la vera essenza della vita, che è data appunto dal rapporto tra le persone, un rapporto che deve essere di rispetto, un rapporto che deve basarsi sull'affetto, ed è fondamentale riscoprirlo in un periodo che è quello natalizio, che per antonomasia è un periodo dove le persone devono riscoprire l'autenticità dei rapporti. Nel libro però c'è un richiamo forte alle tradizioni venete e alle bellezze anche della nostra regione. Questo diventa fondamentale perché se noi vogliamo condividere lo spirito del Natale, condividiamo appunto il senso dello stare insieme, il senso della famiglia, il senso di casa, di affetto, che ripristina quelli che sono i valori che fanno parte della nostra cultura, della nostra famiglia, e della famiglia veneta, e che riprende quella che è la storia, la cultura, le tradizioni. Allora è anche bene partire dai bambini per raccontare il Veneto, per farlo sentire proprio, perché questo permette di costituire quell'identità che dà modo alle persone di relazionarsi e di riuscire così a vivere appieno l'autenticità dei rapporti, che è l'obiettivo finale che si pone appunto nel raccontare la Nostra Signora del Natale. Un racconto natalizio che vuole trasmettere determinati messaggi. Che vanno bene per tutto l'anno, però lo stare insieme, riprendere anche rapporti magari che sono venuti meno, perché succede, no? Di non parlare più con le persone, riscoprire la nostra parte umana, che sta venendo meno spesso. E tutto questo in questo libro dedicato ai bambini di Casalserugo, ma va bene anche per tutti gli altri, anche per noi grandi, che siamo, penso forse nel cuore ancora bambini. E è scritto praticamente dai racconti della Signora del Natale. Io per circa 2 mesi l'anno mi trasformo nella Signora del Natale, indosso questo vestito verde decorato con questi ornamenti dorati e vado in giro per le scuole, parlo ai bambini, facciamo tante attività insieme, parliamo del territorio, della regione del Veneto, partendo da Venezia fino alle Dolomiti, il Garda, proprio il dialetto, eccetera. Contenuto questo nel suo libro. Sì, questo con anche un ricettario, una parte dove il bambino può anche esprimere tutta la sua in libertà, la sua creatività, perché ho lasciato delle pagine bianche volutamente proprio per poter disegnare, scrivere, perché ho scoperto in questo tour, perché ormai la Signora del Natale possiamo dire è una rockstar, addirittura a giro, anche se non ho, anche senza vestito mi fermano, Signora del Natale, buongiorno, molto bello. Ho scoperto di bambini, di ragazzi che hanno questa vena creativa di scrivere, disegnare, è molto bello, tant'è che ho dato proprio il mio indirizzo, la casa rossa della Signora del Natale, e niente, ci scambiamo lettere, sì, corrispondenza. Anche questo sì. È anche un modo, anche lì parlando con le insegnanti, per poter alimentare e migliorare il discorso della scrittura. Perché anche quello facciamo sempre meno, no? Perché sempre col cellulare in mano, ecco. È un libro che è disponibile Su Amazon, oppure chiedendo direttamente a me, sì, Federica Tozzi, o sui vari profili social da Instagram e Facebook. Sì, si può acquistare tranquillamente, e anche perché una parte del ricavato, questo è importante, una parte del ricavato andrà alla biblioteca nella scuola elementare di Casalserugo e Ronchi.